Siamo in diretta con Focus TG, tanta cronaca anche oggi, e la politica con Zaia e Salvini che si vedono in fiera dopo il terremoto della Lega dell'espulsione, con l'espulsione di Gian Antonio D'Arè. Ci collegheremo più tardi con Lucio Zanatto, ma partiamo dal degrado, dall'inferno di Via Giustizia a Mestre, dove abbiamo sentito spesso un carrozziere che non può lavorare per la presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Un giovane è stato salvato in extremis da un'overdose. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nuovamente in Via Giustizia a distanza praticamente di una settimana da quando è stato organizzato il presidio non solo del titolare della carrozzeria Favaretto che hai nominato poco fa, ma anche degli altri che hanno altre carrozzerie e officine qui nei dintorni la settimana scorsa, proprio per denunciare questa situazione di estremo degrado data da appunto bivacchi continui, soprattutto all'interno dell'ex falegnameria che si trova praticamente qui alle mie spalle, spaccio, tossicodipendenza e tutto quello che poi ne è correlato. Ricordiamo che proprio qui c'è anche il drop-in dove appunto i tossicodipendenti si recano e anche per questo motivo i cittadini avevano chiesto un intervento immediato dell'amministrazione anche per quanto riguarda quella che è la sfera sociale che va affrontata tempestivamente. L'appello da parte di questi cittadini è sempre lo stesso. Proprio ieri, come hai anticipato, c'è stato l'ennesimo episodio, ovvero un ragazzo di 30 anni che è stato salvato in extremis da un'overdose. Tra l'altro era anche ferito. Qui intorno all'ora di pranzo c'erano tantissime forze di polizia, ambulanza che erano state chiamate proprio per salvarlo. L'hanno preso appunto in extremis, sono riusciti a salvarlo, ma ci raccontano questi sono episodi per noi ormai all'ordine del giorno e l'appello appunto è sempre lo stesso. Sentiamo proprio le parole del titolare della carrozzeria Moderna, Paolo Favaretto. Signor Favaretto, a distanza di praticamente una settimana siamo di nuovo qui in Via Giustizia perché c'è stato un nuovo episodio, ovvero un ragazzo di 30 anni che è stato salvato in extremis da un'overdose. Solo una settimana fa appunto eravamo qui per un presidio organizzato da voi per chiedere un intervento immediato da parte soprattutto del Comune. Sì, purtroppo ieri era l'una, sono tornato a Mestre che ero uscito un attimo e ho trovato la via semi bloccata da carabinieri, polizia qua, e stavano abbattendo una finestra della ex falegnameria perché c'era una persona dentro che dicevano che stava male. Dopo la persona è uscita con la barella. Però tutto questo fa pensare, perché adesso sulla casa c'è un buco sul muro e là entrano sempre, la casa sta cadendo, può cadergli addosso a qualcuno, ma entrano a decine di persone tutti i giorni. È una cosa che deve essere debellata, non può essere una cosa del genere, perché non ne veniamo più fuori. Dopo noi abbiamo il parcheggio che è dietro l'autocarrozzeria, che saltano la nostra recinzione, suona l'allarme e entrano in falegnameria perché confiniamo con la falegnameria. Quindi è un pericolo da morire. Dopo sulla falegnameria è veramente un disastro, tutte sterpaglie. Adesso comincia il caldo, basta che uno butti un cerino, prende fuoco tutto, siamo a rischio. Quindi c'è la ferrovia che confina, è a rischio anche la ferrovia. Bisogna intervenire, ma non capisco come mai la ferrovia non sia ancora intervenuta, perché rischiano veramente che succeda qualcosa, ma dobbiamo dirlo noi. Penso che hanno gli ispettori che passano, che controllano, e anche le forze dell'ordine, poveretti, sono sempre qua, però non ne vengono fuori perché anche li chiamiamo sempre in continuazione, però non capisco sta cosa che sta succedendo. Veramente siamo in una situazione, io ho detto, noi siamo in guerra senza armi. Guerra senza armi, perché nonostante voi abbiate denunciato per anni, possiamo tranquillamente dirlo perché ci ricordiamo anche dei tantissimi furti che lei ha subito e poi delle continue situazioni qui legate a episodi di degrado e tossicodipendenza, praticamente non è mai stato fatto nulla.
No, non è stato fatto nulla, anzi sono incrementate le persone, perché le portano, le prendono per Mestre e le portano qua perché il doping è qua. Io capisco tutto, però bisogna anche tutelare chi ci lavora. Noi abbiamo avuto 37 furti, noi stiamo pagando per questo, perché dobbiamo pagare noi? Io faccio un ennesimo appello a chi ci governa, ma perché dobbiamo pagare noi? Qualcuno mi dia una risposta su questo. Noi non dobbiamo pagare, noi dobbiamo fare andare avanti la nostra azienda e dare da mangiare alle 24 famiglie che lavorano qua, o dobbiamo andare in difficoltà perché stiamo pagando i furti, stiamo pagando tutte queste cose che ci sono successe, perché noi abbiamo messo guardie di notte, ne abbiamo fatti di tutti i colori per riuscire, però non ne veniamo fuori. Questa è una cosa stranissima, però io faccio l'ennesimo appello, aiutateci per favore. Avete sentito l'ennesimo appello, aiutateci, la situazione qui infatti in via Giustizia è davvero drammatica. La speranza per tutti è che questo appello venga ascoltato e si agisca al più presto per cercare di risanare questa zona e questa situazione. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio. E intanto, a proposito di aiuti, polemica tra l'immunologa Antonella Viola e il sindacato Fillea CGIL sull'aiuto portato per una famiglia tunisina alla quale Antonella Viola ha trovato insieme al marito una abitazione, gesto che invece rivendica la CGIL. Vediamo. La vicenda risale a ottobre 2023. Nader e Asma vengono dalla Tunisia e finiscono per vivere in auto con i figli. E qui, ma emerge solo ora, ecco l'intervento dell'immunologa Antonella Viola, volto noto della comunicazione scientifica. La coppia è in Italia da 2 anni, supportata anche da un percorso di accoglienza. Hanno 2 bimbi piccoli, lui finalmente trova lavoro, ma iniziano i problemi. Non è una questione di soldi, ma questa famiglia non trova nessun proprietario padovano disposto ad affittare una casa e così finiscono per vivere in auto, raccontando la loro storia anche ai nostri microfoni. Io ho tempo determinato, contratto di lavoro, non problema di mangiare, non problema solo la casa. Io ho cercato tutto, tutta l'agenzia, lascia tu un numero, ti chiamo, niente. Le ultime notizie arrivano in queste ore. Con un lungo post sui social, l'immunologa Antonella Viola si scaglia contro il sindacato Fillea CGIL, che in un primo momento si sarebbe intestato il merito di aver trovato una soluzione per Nader e Asma. Il problema non è soldi, il problema è che sempre l'agenzia lascia il tuo numero e quando io ho trovato una casa, sempre il proprietario nuovo è stranieri. Non avrebbe mai voluto rendere pubblico il suo impegno, scrive la divulgatrice scientifica, ma vuole precisare come si sono svolti i fatti. E lei racconta che ha ospitato per un mese a casa sua la famiglia tunisina e poi ha acquistato un appartamento affittandolo ai 2 per una cifra sostenibile. La CGIL risponde che non si voleva disconoscere il merito della privata cittadina, come era stato definito l'intervento della docente universitaria del marito, e che lo scopo era quello di sollevare la questione dell'emergenza abitativa. Dopo qualche ora Antonella Viola comunica che le sono arrivate le scuse della CGIL e che per lei ora la questione è chiusa. Servizio di Federico Fusetti. Andiamo a Due Ville nel Vicentino, dove c'è stato un ennesimo furto, questa volta in una gioielleria. È un paese davvero nel mirino dei ladri. Sentiamo Luisa Bertini. È allarme e sicurezza qui nel comune di Due Ville, come in tanti comuni della provincia vicentina, specie nell'ultimo periodo. L'ultimo episodio, un furto all'interno di una gioielleria. Noi siamo in compagnia con il sindaco di Due Ville, Giusi Armiletti. Furto in gioielleria in cui le ladre sono state particolarmente scaltre. Sì, mi hanno raccontato i titolari, sono state particolarmente scaltre, per cui sono riuscite proprio chiacchierando, distraendo i titolari, fingendo di dover fare un acquisto, sono riuscite a rubare, a portare via un bel po' di gioielli. Ecco, lei prima mi diceva che qui c'è stato anche ultimamente un acuirsi di furti in abitazione. Sì, abbiamo fatto un incontro con le forze dell'ordine e appunto ultimamente, nell'ultimo periodo, purtroppo sono aumentati, o almeno ci sono stati segnalati parecchi furti nelle abitazioni.
Ecco, cosa si può mettere in campo dal punto di vista dell'amministrazione? Allora, le amministrazioni, i comuni, gli enti locali non hanno moltissimi strumenti se non quelli di chiedere alle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri di aumentare i controlli, i passaggi lungo tutto il territorio. Permettetemi però di ricordare che finché non ci saranno altri strumenti e quindi una riforma strutturale di come funziona la giustizia in Italia, purtroppo questi reati continueranno ad essere commessi, perché se il malvivente compie il reato e poi se anche viene catturato non può essere punito, capite che purtroppo gli strumenti sono armi spuntate. Ecco, questo l'appello del primo cittadino. Noi primi cittadini siamo con le armi spuntate, ecco, come dicevo, allarme microcriminalità, allarme furti in abitazione, questo è quanto riuscite a mettere in campo, e lei mi parlava anche di un potenziamento comunque dei controlli, non so se avete predisposto anche videosorveglianza in più piuttosto che controlli del vicinato, come stanno facendo anche altri comuni. Certo, negli ultimi mesi sono stati potenziati i controlli tramite le telecamere e la videosorveglianza. Ripeto, anche nel caso specifico di ieri si vede benissimo cosa è successo con le telecamere. È successo durante il giorno e quindi non è un problema individuare, vedere il viso di chi ha compiuto il furto. Il problema è riuscire a trovarli e poi riuscire a punirli. Ecco, io ringrazio il sindaco di Due Ville, Giusi Armiletti. Grazie molte a Luisa Bertini. Intanto andiamo a Rovigo, dove la Procura ha aperto un'inchiesta sullo schianto che è costato la vita ad una coppia di anziani lungo la strada regionale 10 ad Este. Forse il marito, 79enne, ha accusato un malore prima di schiantarsi contro il camion. All'origine del tragico incidente costato la vita ai coniugi Graziano Baldo ed Ermiliana Tognolo ci potrebbe essere un malore. La Dacia Sandero su cui viaggiavano i due coniugi prima di schiantarsi era stata vista zizzagare da alcuni testimoni nel tratto della variante della strada regionale 10 tra Este e Santa Caterina. Marito e moglie di 79 e 76 anni di carceri viaggiavano al massimo ai 60 km/h. Sono morti sul colpo, stavano tornando a casa dopo aver fatto visita al figlio Filippo, ex ciclista professionista che vive a Montegrotto Terme. Dal senso di marcia opposto in direzione Monselice invece viaggiava il camion della ditta trevigiana Grigolin che trasportava massetti per l'edilizia. Per l'autista, che ha cercato subito di frenare, impossibile evitare l'impatto. Il camion ha finito la sua corsa fermandosi di traverso e bloccando tutte e due le corsie della strada regionale 10. L'auto dei coniugi Baldo si è schiantata contro il guardrail, un impatto devastante che non ha lasciato scampo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo prima di riuscire ad estrarre i corpi senza vita. Illeso invece l'autista del mezzo pesante, un 45enne di Sussegana, che è stato sottoposto da prassi all'alcol test. La Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta. Nelle prossime ore il pubblico ministero deciderà se disporre l'autopsia sui corpi dei due anziani. La morte di Graziano ed Ermiliana ha gettato nello sconforto i due figli, Filippo ed Elena. La coppia stava tornando a casa, a Carceri, nel piccolo paese. Tutti li conoscevano. L'ex sindaco Tiberio Businaro, con un messaggio pubblico, ha espresso il cordoglio e la vicinanza di tutto il comune. Carabinieri e polizia stradale hanno lavorato fino a tarda serata per i rilievi e la strada regionale 10 è stata aperta solo dopo le 21. Servizi Valentina Visentin saranno celebrati giovedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Lucia di Piave i funerali di Marica Loprese, la 19enne tragicamente deceduta dopo aver impattato con la sua auto, prima contro un'automobile sulla bretella di Pianzano, poi contro il guardrail. La ragazza di Mareno di Piave era in auto con due amiche che sono rimaste ferite e stavano andando ad una festa. E proprio la tragedia di Godega di Sant'Urbano, il corpo di Marica Loprese è stato restituito ai familiari. E già potremmo sapere poi quanto altri sviluppi sulla dinamica dell'incidente, perché ancora non è del tutto chiara. Sentiamo i particolari. Sono ancora in ospedale, noi ci auguriamo
che nel più breve tempo possibile possano essere dimesse e tornare alla vita normale. L'incidente mortale di sabato sera che ha strappato alla vita la giovanissima Marica Loprese migliorano le condizioni delle due amiche 17 e 18 anni che erano in auto con lei. Sono entrambe ancora ricoverate a Treviso e Conegliano. Per loro, se dovesse essere necessario, l'ULSS disporrà un servizio di supporto psicologico per curare anche le ferite dell'anima. Abbiamo, e ringrazio i nostri psicologi ospedalieri che si fanno carico proprio di queste situazioni, quindi siamo a disposizione nel momento in cui ci chiederanno, noi veramente diamo la disponibilità. A 2 giorni dall'incidente, erano le 19 di sabato, le ragazze stavano raggiungendo gli amici ad una festa. Sembra prendere sempre più forma l'ipotesi che all'origine dello schianto vi sia una mancata precedenza da parte di Marica. I rilievi sono dei carabinieri della compagnia di Conegliano. Ad oggi non risulta siano stati disposti ulteriori accertamenti, la dinamica pare chiara, ma non è escluso che in sede civile possano essere presentate delle istanze. Sulla pericolosità di quell'incrocio continua ad insistere il sindaco Paolo Aguzzo, questa mattina in sopralluogo con la sua polizia locale, che dovrà ora relazionare su un possibile rafforzamento della segnaletica nel suo tratto di competenza. Domani sarà invece inviata da Autovie una lettera con richiesta di confronto dallo stesso primo cittadino. Resta chiusa nel dolore la famiglia di Marica, il corpo è stato restituito alla famiglia, i funerali potranno tenersi già a metà settimana, mancherebbero solo alcune carte per fissare la data. All'Istituto Marco Fanno questa mattina c'è stato un momento di raccoglimento tra studenti e docenti per ricordare la ragazza. Ieri mattina in chiesa il parroco Don Stefano Sitta ha invitato i fedeli a pregare per lei e soprattutto per la sua famiglia straziata dal dolore. Il servizio di Anna De Roberto. È tornata intanto finalmente in Italia la salma di Alessio Eliyahu Pentivolpe, l'insegnante trevigiano di 41 anni, tragicamente morto in Madagascar, probabilmente tradito da un'onda anomala. I fatti risalgono allo scorso 24 febbraio. La famiglia era stata avvisata attraverso una fotografia dalla polizia locale. Inizialmente si era sospettato che Alessio potesse essere stato aggredito e ucciso, invece le indagini hanno confermato che sul corpo non c'era nessun segno di violenza né alcun segno di effrazione nel bungalow in cui soggiornava. I funerali saranno celebrati sabato prossimo alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere a Treviso. La tragedia si è consumata nella città malgascia di Toamasina quando alcuni turisti hanno lanciato l'allarme. Vedendo il corpo senza vita dell'uomo galleggiare poco distante da riva, ormai non c'era più nulla da fare. Alessio Pentivolpe lascia la moglie, una donna di religione ebraica da cui si era separato, e 3 figli che vivono negli Stati Uniti. Vediamo adesso i titoli del Corriere, alcuni titoli del Corriere del Veneto. La 12enne scampata alla violenza a Verona. Gli ho morso il polso e sono fuggita. Indagini in corso per un'aggressione gravissima all'uscita di questa scuola. Accusati sotto inchiesta 2 indiani. E poi la fidanzata ex modella era un fake. Gli ho dato 112.000 euro. L'ex cognata a giudizio, una storia boccaccesca. Vediamo poi Carlo Tessari, addio al Vignaiolo, iconica Madame Sissi, fu la prima drag queen a celebrare un matrimonio. Hanno sfondato la vetrina di un negozio di Piazza De Gasperi, e siamo a Padova, per rubare, ma sono stati scoperti e denunciati 2 minorenni ed è stato arrestato un 27enne. Hanno sfondato la vetrina di un mini market di Piazza De Gasperi a Padova, poi hanno fatto razzia di cibo e bevande. I responsabili del raid vandalico e del furto sono stati bloccati dalla polizia dopo la segnalazione di un residente che alle 4:30 del mattino ha allertato al 113. La volante, che stava effettuando un controllo poco lontano, è riuscita a rintracciare vicino alla stazione 3 giovani che corrispondevano alla descrizione fornita dal testimone. I 3 stavano già mangiando gli alimenti appena rubati. Si tratta di un 27enne, di 2 minorenni di 15 e 16 anni, tutti e 3 già noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona. Negli zaini dei 2 minori sono stati ritrovati generi alimentari e bevande appena rubate. L'intera refurtiva è stata restituita al proprietario del market. Il 27enne, che aveva precedenti anche per spaccio, è stato arrestato. Per lui disposto l'obbligo di dimora a Tribano, mentre i 2 minorenni sono stati denunciati e affidati alle famiglie.
Adesso andiamo a Vigo d'Arzere, una storia che insegna che reagire ai ladri può costare caro, può far arrivare addirittura a conseguenze penali, sparare ai ladri, sparare in aria in questo caso. Ci racconta tutto da Vigo d'Arzere Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo qui con il sindaco di Vigo d'Arzere Adolfo Zordan per raccontare questa storia che riguarda un concittadino del sindaco. Purtroppo in questo periodo si sono registrati numerosi furti nella cintura urbana padovana e un residente, un 65enne di Vigo d'Arzere, domenica sera quando si è trovato faccia a faccia con i ladri davanti al portone di casa ha preso il fucile e ha sparato 2 fucilate in aria per farli scappare, per metterli in fuga. Un gesto che ora potrebbe avere delle conseguenze anche legali per quest'uomo. I malviventi sono scappati, nessuno è rimasto ferito e anche i malviventi sono scappati alla fine senza portare via nulla. Per i 2 anziani che vivono nell'abitazione presa di mira dai ladri non era il primo episodio e poi sentiremo anche il loro racconto. Ma sindaco, reagire così poi spesso, e lo abbiamo visto, porta delle conseguenze. Sì, questo è un discorso perché c'è una legge ben chiara, però io vorrei capire anche in quel momento se capitasse a qualsiasi come si comporterebbe. Questo credo che sia quasi inspiegabile, perché uno dopo aver subito vari furti magari reagisce in questo modo. Certo, ciò non toglie comunque che gli altri, come insomma ci sono delle indagini in corso perché sono intervenuti le nostre forze dell'ordine quando è successo il fatto, i ladri erano in fuga. Adesso sarà la magistratura, saranno le indagini che diranno cosa fare. Apprendo anch'io delle 2 fucilate sui giornali di oggi, sinceramente, perché io avevo letto un messaggio sui social, come succede spesso, dove si diceva attenzione, ci sono delle persone un po' così mascherate che girano per il territorio e hanno tentato di arrivarmi in casa. Io ero rimasto là, ho fatto una telefonata ai carabinieri, loro erano intervenuti, dopodiché oggi vengo a prendere che ci sono state 2 fucilate per ammissione proprio del signore che ha subito il furto. Sindaco, a livello di sicurezza, di videosorveglianza, insomma in questo periodo, anche nel periodo invernale, sappiamo che purtroppo i ladri spesso prendono di mira le abitazioni. Certamente noi abbiamo un territorio abbastanza di campagna, no? E non è sempre facile. Busiago è una frazione un po' non diciamo isolata, però un po' fuori dal centro abitato. Però noi stiamo intervenendo anche con l'illuminazione, cambiando e andando a fare luce LED perché ci sia il più chiaro possibile, perché non succedono questi fatti. Certamente che la sicurezza deve essere l'ordine del giorno. Questo ringrazio anche le forze dell'ordine perché le vedo girare per il territorio, c'è il controllo. Purtroppo sono fatti, come avete detto anche voi, che succedono ciclicamente e vanno da paese a paese, insomma non sono focalizzati solo su un paese, perché insomma leggendo e informandoci e collegandoci con gli altri sindaci siamo nel territorio per poter dare la maggior sicurezza immaginabile possibile in tutti i sensi. Grazie sindaco, io restituisco la linea allo studio, prima però ascoltiamo l'intervista realizzata da Francesco Ratai, che questa mattina è stato proprio a casa dei 2 coniugi che si sono trovati faccia a faccia con i ladri. Tanta paura. Tanta, ci stiamo riprendendo un po' alla volta, diciamo un po' alla volta adesso. Tanta paura perché io ho dei nipottini piccoli, tante volte stanno in quella stanza, noi magari siamo in cucina a mangiare e chiaramente abbiamo paura. È ancora scossa la moglie di Rino Tognon, non vuole farsi riprendere ma non nasconde le sue emozioni. Domenica sera, verso le 7:30, i ladri hanno cercato di entrare nella loro casa di via Sant'Antonio a Saletto di Vigo d'Arzere. L'uomo, un pensionato 65enne, stava guardando la TV a luce spenta in una stanza sul retro della casa. L'altra sera mio marito era in salotto e stava guardando la televisione. Io ero in cucina che stavo preparando la cena, se non che a un certo punto mio marito ha sentito un fruscio aprire un po' la porta e come ha aperto si è trovato 3 persone davanti.
A quel punto gli ha chiuso la porta in faccia e ha preso il fucile sparando 2 colpi in aria per far fuggire i ladri. Nessuna violenza da parte dei malviventi, niente è stato rubato, quel che resta però è il senso di impotenza e frustrazione. E le leggi sono queste, anche le forze d'ordine purtroppo sono legate perché le leggi non sono chiare, quindi se uno viene in casa tua può fare di tutto e tu non puoi fare niente. Questo è, purtroppo. E noi non possiamo difenderci in nessuna maniera perché andiamo in cerca di guai. Come hanno spiegato a mio marito domenica, mi raccomando, hanno detto non faccia stupidaggini perché quello che ci va di mezzo è lei. Non è la prima volta che la zona è battuta dai ladri, tanto che la casa è dotata di allarme perimetrale. Gli anni fa hanno fatto tutta la strada sui garage, sulle case, hanno portato via invece spogliatori, attrezzi di lavoro, tutte queste robe, però in casa no. Ora sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Grazie a Valentina Visentini e a Francesco Rattai. Vediamo una notizia appena lanciata dall'Arena di Verona, scomparsa una donna di 53 anni, ricerca in corso nel Villa Franchese. Il campo con l'ufficio mobile dei Vigili del Fuoco è stato allestito in via Berlottini a Lugagnano. Di nuovo i residenti del quartiere San Lazzaro a Bassano del Grappa sul sentiero di guerra contro l'autolavaggio. Sentiamo subito Alex Giuliano. Buongiorno direttore, dici bene, residenti del posto, siamo in via Due Ponti a Bassano, quartiere San Lazzaro, sul piede di guerra. Questo quartiere, lo ricorderete perché ve ne abbiamo parlato a lungo, è stato ribattezzato dall'amministrazione comunale, dalla sindaca Elena Pavan, una zona infelice, un'area infelice. Beh, di certo non si aiutano i residenti a trovare il sorriso con iniziative come questa, cioè con la costruzione di questo autolavaggio che Renzo Rigon vi sta mostrando proprio in questo istante, a pochi passi dalle case, quindi da una zona residenziale. Siamo davvero a meno di 10 metri di distanza. Un autolavaggio, oltretutto precisiamo che sulla recinzione sono apposti dei cartelli dove viene chiesto di non effettuare riprese e immagini. Noi facciamo diritto di cronaca, siamo su suolo pubblico, quindi vi mostriamo, vi documentiamo il tutto. Ebbene, questo autolavaggio sta creando non pochi disagi, problemi e preoccupazioni ai residenti. Intanto perché da alcune proiezioni si evince che aumenterà il flusso di traffico e lo state vedendo proprio in diretta alle mie spalle quante macchine già adesso passano e transitano lungo questa via. Poi aumenterà l'inquinamento acustico, è una conseguenza naturale, e la cosa che fa più preoccupare i residenti del posto è che dall'amministrazione comunale, nonostante tanti solleciti, non sono arrivate né risposte né rassicurazioni né chiarimenti sull'opportunità di costruire un insediamento, un'attività di questo tipo, lo ripetiamo, a 10 metri di distanza dalle case, dal centro abitato. Insomma, non c'è pace per San Lazzaro dopo, lo ricordiamo, la battaglia dei capannoni contro la battaglia per difendere il verde contro la cementificazione, e poi insomma tante altre iniziative che hanno mosso un forte senso di compattezza nella comunità bassanese. Adesso nel prossimo servizio raccogliamo proprio la testimonianza dell'associazione Aria Bassanese e dei residenti che sono, come hai giustamente detto tu direttore in premessa, sul piede di guerra. Vediamo. Sono già a buon punto i lavori del nuovo autolavaggio a San Lazzaro, sì, proprio nel quartiere che in questi ultimi mesi è stato al centro di polemiche per il caso Baxipengo, di mobilitazioni in difesa dell'ambiente e della nascita di un senso di partecipazione che ha coinvolto l'intera città.
Vinta la battaglia contro il cemento e i capannoni, i residenti di Via Due Ponti adesso si trovano a dover fare i conti con l'insediamento di un'attività a pochi passi dalle loro case e che secondo le previsioni causerà un forte aumento di traffico e di inquinamento acustico. Un problema che Aria ha sottoposto più volte all'amministrazione comunale senza ricevere, a detta loro, nessuna risposta. Abbiamo colto la decisione del Comune di concedere il permesso di costruire con grande disappunto, soprattutto perché nonostante il grande numero di richieste di accesso agli atti fatte dai residenti per capire meglio qual era il progetto e soprattutto i dettagli ambientali e tecnici, i residenti non hanno ricevuto alcuna risposta. I residenti non hanno mai visto la relazione geologica di impatto idraulico. La localizzazione scelta per quell'insediamento è un luogo già molto trafficato e in un punto a ridosso di un piccolo dosso dove c'è poca visibilità e già i residenti faticano ad entrare e uscire con i loro mezzi. Intanto il Comune ha introdotto un costo di accesso agli atti rispetto ai terzi, rendendo dispendioso un servizio che prima era alla portata di tutti, ma non solo. In una precedente intervista abbiamo chiesto all'amministrazione di Bassano che cosa permetteva a questo autolavaggio di essere insediato in una zona a destinazione residenziale con intervento edilizio diretto. Non abbiamo ricevuto risposte. Noi abbiamo letto nell'articolo 29 delle norme tecniche operative che le stazioni di servizio e i distributori non possono essere insediati in un luogo residenziale. E anche su questo punto residenti e Aria attendono risposte. Da Bassano e Grappa andiamo a Verona, dove è iniziata la fiera della logistica con l'ET Expo. C'è Salvini, c'è anche Zaia. Ha detto il leader della Lega Salvini: il blocco al Brennero crea concorrenza sleale, infrazione all'Austria, ma soprattutto l'incontro tra Zaia e Salvini fa pensare ad un briefing sui tormenti della Lega dopo l'espulsione di Darè. E a Verona per noi c'è il grandissimo Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo alla fiera della logistica qui a Verona e devo dire che è terminato da qualche minuto l'intervento del vice premier Salvini, che se lo vedete è lì in questo momento per una piccola pausa, perché lui era qui da questa mattina intorno alle 9 e ha fatto, diciamo, le sue esternazioni. Devo dire, come sempre, grande ressa e quindi grande difficoltà per riuscire a fargli qualche domanda. Comunque noi ci siamo buttati dentro come è giusto che sia e devo dire che di cose ne sono venute fuori abbastanza. Siccome il primo contributo è abbastanza lungo, io direi di sentire subito il vice premier nonché leader della Lega Matteo Salvini sulla politica, che parla sia di Tony Darè ma parla anche del futuro del Veneto per quanto riguarda le prossime regionali. Sentiamolo. Ministro, a di Trevigiano, salto a Vittorio Veneto per provare un ricongiungimento, riappacificazione. La Lega ha migliaia di amministratori e di iscritti che lavorano oggi, domani, dopodomani in silenzio per la loro gente. Noi abbiamo approvato l'autonomia in un ramo del Parlamento, stiamo sbloccando cantieri, stiamo lavorando per le Olimpiadi in Veneto, stiamo ultimando il Mose, stiamo portando l'alta velocità attraverso tutta la regione, quindi se i militanti veneti chiedono di stare tranquilli fanno bene e quindi noi abbiamo tanto tempo da dedicare al lavoro, non alla polemica o all'insulto, quindi se qualcuno fa scelte diverse siamo in democrazia, c'è chi chiede, i numeri dell'Abruzzo della Lega? I numeri dell'Abruzzo della Lega? Siamo stati determinanti. Parlare di Lega in Abruzzo qualche anno fa sarebbe stato impensabile, i nostri 43.000 voti sono quelli che hanno fatto vincere il centrodestra, siamo in Consiglio, siamo in Giunta, sono contento, ovviamente un occhio è alle regionali prossime che ci saranno, con il Veneto nel 2025, che ovviamente era e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente a guida leghista. Pensando alle prossime amministrative, la Lega è pronta a correre da sola anche rispetto a Fratelli d'Italia, che insomma sta avendo risultati molto importanti. La Lega potrebbe andare da sola alle amministrative in Veneto? Noi lavoriamo per il centrodestra unito ovunque. Se in
qualche singolo caso a livello locale ci saranno incompatibilità o questioni fra Tizio e Caio, questioni di paese, non è una scelta nazionale. La Lega lavora per il centrodestra unito in Italia, in Veneto e in Europa. Ecco. A me spiace che qualcuno invece in Europa preferisca la sinistra, preferisca i socialisti, preferisca Macron a un'alleanza di centrodestra. Questo effettivamente per il Veneto e per l'Italia potrebbe essere un problema. Se qualcuno preferisce la sinistra al centrodestra in Europa, perché poi dall'Europa arrivano le boiate sulle auto elettriche, sulle bistecche sintetiche, sulle tasse sulla casa, e quindi spero che il centrodestra sia unito anche in Europa. Ministro, qualche militante qui dopo il caso Trevigiano che è stato ricordato, c'è più di qualche mal di pancia, c'è chi dopo le europee le prende come un banco di prova e chiede un congresso federale. Lei aveva parlato di un congresso ad aprile che penso si faccia punto. Io non ho mai parlato di congresso ad aprile. Quali sono le prospettive adesso di questo congresso federale? Ha intenzione di farlo dopo il banco delle europee? Guardi, noi abbiamo intenzione di vincere le europee per cambiare l'Europa. Il congresso in Veneto c'è stato ed è finito in maniera assolutamente chiara. Si farà il congresso federale quando sarà opportuno fare il congresso federale. Prima bisogna vincere le elezioni europee, perché o l'Europa cambia oppure è un problema per tutti. Con Vanacci? Mi piacerebbe anche con Vanacci. Qualche militante. Ragazzi, noi abbiamo decine di migliaia di militanti. Se il problema della TGR è un militante, noi abbiamo decine è un problema della TGR. Noi abbiamo decine di migliaia di iscritti che stanno lavorando. Però sono militanti di peso il ministro, cioè è un assessore allo sviluppo economico regionale che le chiede un congresso federale. C'è stato il congresso in Veneto poco tempo fa, lei ce l'ha presente? Come no? Com'è finito? Vabbè, a parte questo, però perfetto, buon lavoro. Direttore, come hai sentito, come dire, il nervo è scoperto, avete sentito come ha agito il Premier Salvini quando si è parlato di mercato e della richiesta di un congresso dopo le europee, ed è un nervo scoperto che come sempre come dire, ricade anche sul Presidente della Regione Veneto, su Luca Zaia, che abbiamo incontrato sicuramente in maniera molto più tranquilla al suo arrivo proprio qui in Fiera a Verona. E allora sentiamo il suo punto di vista sulla politica, su Tony Darè e soprattutto sui mal di pancia per quanto riguarda una parte del Veneto. La Lega non è andata bene, che analisi ha fatto di questo voto? Ma guardi, io ne ho viste di tutti i colori, l'ho definite le montagne russe, no? Che sono tipiche di tutti i partiti. Diciamo che la politica deve sempre avere chiaro che natura non faccia il salto, e questo vale per tutti, per chi va giù, per chi va su, per chi tornerà giù e prima era su e viceversa. C'è un malessere che viene per esempio dal Veneto, ci sono stati vari episodi, Darè, l'espulsione, il comitato che dice togliamo Salvini dal logo addirittura. C'è una crisi secondo lei proprio che riguarda Salvini, la sua figura all'interno della Lega? Ma guardi, io penso che ci sia un dibattito che è innegabile, dopodiché mi fermo qui, insomma, ci sono, diciamo, tutti noi siamo... io in particolar modo concentrato sull'amministrazione, cioè non è che non voglio parlare di politica, però il consenso poi si crea amministrando bene. Penso che noi dobbiamo concentrarci sull'amministrazione e la Lega ha un grande valore, sono gli amministratori che magari altri partiti ancora non hanno. Quindi resta locale, non prevede un ruolo per lei nazionale? Ma guardi, io penso che se dovessi dire queste robe non le direi qui oggi. Possibile che la Lega corra da sola alle prossime Basta, guarda, queste robe io non le so, non le seguo, chiedetemi di altre non le seguo, ma perché è giusto che sia così. Vi posso parlare dell'amministrazione regionale, dei grandi progetti che abbiamo, ma non seguo questo, non ce la farei neanche. Ci sia il desiderio da parte di qualcuno che lei diventi leader segretario della Lega è innegabile, però. Ma questo, i desideri, i sogni non si negano a nessuno innanzitutto. Dopodiché ad ogni posto vuoto io sono sempre candidato, ma dagli altri. Una buona parola per Darè la mette oggi. Ma io, guardate, io non voglio entrare in questo dibattito e dovete anche, perdonatemi, evitare di continuare a farmi domande che vi servono solo per far polemiche. Perché anche un movimento di ciglio da parte mia vi alimenta polemiche, io capisco che è il vostro mestiere, però voi dovete capire anche il mio, che non è quello di stare qui a perdere tempo con le polemiche, ma è qui da impiegare il mio tempo per fare qualcosa di buono per i Veneti. E così, direttore, avrei certamente capito insomma, che il nervo è più che mai scoperto, quello di Tony Darè, ovviamente degli insulti ma anche dell'espulsione. C'è qualche voce che dice sostanzialmente che c'è un tentativo di
come dire, di mediazione avanti alla fine di via Bellerio. C'è chi dice invece che il dado ormai è tratto per quanto riguarda appunto la presenza di Tony Darè all'interno della Lega. Comunque oggi pomeriggio, tra l'altro intorno alle 14, c'è un nuovo convegno che vede la presenza del vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini con Luca Zaia, con il sindaco di Treviso Mario Conte e poi con il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno Mario Pozza, proprio per parlare invece di Superstrada Pedemontana Veneta. Superstrada Pedemontana Veneta per la quale noi abbiamo fatto una domanda al nostro governatore in termini di costi, perché sicuramente in questi momenti, in questi giorni sono aumentati i flussi. Come ha anticipato ad aprile si aprirà finalmente l'ultima parte, quella di collegamento sulla 4, quindi non si dovrà più passare attraverso Montebello, ma rimangono i costi alti. Allora sentiamo cosa ci ha detto in termini di costi e di flussi. Pedemontana, oggi siamo venuti, sono aumentati i flussi, abbiamo qualche dato? Beh, si passano i 50.000 veicoli al giorno, è un'infrastruttura che comunque man mano, diciamo, se la vedi ti innamori, potremmo utilizzare il vecchio slogan della provincia di Treviso. Perché? Guarda che stai andando avanti e indietro con la testa. Perché? Se la vedi ti innamori perché? Perché è innegabile che comunque ci sia il dimezzamento di tempi di percorrenza a prescindere dall'itinerario alternativo che si può avere, perché si inquina di meno, perché si consuma di meno, e penso che questi siano dei grandi valori, vadano nella direzione di un'infrastruttura che è stata pensata. Io andavo a scuola quando è stata pensata la Pedemontana, ho ereditato un'infrastruttura, diciamo, cantierata ma che aveva un sacco di problemi, l'abbiamo sbloccata, oggi è la più grande infrastruttura in Italia, sono 94 km e mezzo di infrastruttura, 36 comuni attraversati, 14 caselli, e direi che è un grande servizio al territorio. Ecco, però per quanto riguarda il pedaggio si diceva che quando aumentavano i flussi sarebbero diminuiti i pedaggi. Ma noi avremo certezza ancora non abbiamo raggiunto il break-even innanzitutto con i pedaggi preventivati. Vi ricordo che c'è un piano del traffico che ci porta al 9° anno per il break-even e quindi per cominciare a guadagnare. E dall'altro dico anche che per avere contezza dei pedaggi bisogna aver completato l'infrastruttura con gli innesti, con i caselli e tutto quello che ne consegue. Ricordo anche che, lo dico a quelli che fanno sempre grande scuola di pubblica amministrazione ma che la fanno dal divano di casa, ricordo che se avessero dovuto ragionare, diciamo, come ragiona qualcuno sulla Pedemontana quando ha fatto l'autostrada del Sole, oggi saremmo ancora col carretto con i cavalli. Ecco, questo è quanto qui da Verona, un'intervista che, direttore, mi passerai, sicuramente sarà attenzionata da Crozza per quel siparietto in mezzo. A te la linea. Grazie Lucio, ottimo lavoro, grazie molte. Adesso andiamo a Treviso perché questa splendida città è tra le candidate al premio, al riconoscimento di capitale della cultura 2024. Andiamo subito da Marta Marangon in diretta con l'assessore alla cultura Maria Teresa De Gregorio. A te Marta. C'è un problema con lo zaino e con il nostro collegamento in diretta, per cui torniamo adesso perché adesso non ci sono più problemi. Vediamo, sentiamo a te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo qui in comune a Treviso con l'assessora alla cultura Maria Teresa De Gregorio per parlare di questo colpo di scena, diciamo, che c'è stato nelle ultime ore. Il verdetto per conoscere se Treviso verrà scelta come capitale della cultura 2026, previsto per la fine di marzo, è stato anticipato a dopodomani, giovedì 14, quindi insomma sono ore di trepida attesa qui a Casugana per sapere poi quella che sarà la decisione della Commissione. Assessore, un fulmine a ciel sereno questo. Sì, un fulmine a ciel sereno. Innanzitutto buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Che dire, sicuramente il verdetto doveva essere dato entro il 29 di marzo,
quindi un po' diciamo la prospettiva era spostata verso fine mese, però è stata anticipata. A questo punto credo che si debba solo stringere veramente così i pugni, essere contenti del risultato che già c'è stato, perché il giorno 5 marzo abbiamo presentato insieme agli altri 10 città che sono arrivate in finale il nostro dossier. È stata una presentazione che, pensando anche dopo a mente, a bocce ferme, è stata fatta bene, è stato dato una bella visione del nostro dossier, poi con l'intervento finale anche del nostro governatore, che veramente non solo ci ha onorato ma ci ha dato veramente la forza di sperare, perché ormai mancano 3 giorni, il nostro sindaco insieme agli altri sindaci sarà lì il giorno 14 alle ore 11, avremo anche la possibilità di vedere in diretta, in streaming, la proclamazione, e che dire, siamo tutti che aspettiamo, e insomma in bocca al lupo. Ecco, questo me lo dico a me stessa e a tutta la città di Treviso. Ecco, Assessore, lei tra l'altro è arrivata, come dire, un po' in corsa, no? In questa preparazione del dossier, visto che sono 3 mesi, insomma, soltanto, sì, che ha questo incarico in comune a Treviso. Quali sono secondo lei davvero i punti di forza che potrebbero davvero fare la differenza per far vincere Treviso? Allora, diciamo che è vero, io sono arrivata proprio ormai a cose fatte, e l'ho anche detto nel mio brevissimo, perché mi è stato dato proprio, come a tutti noi, pochissimi minuti durante la presentazione a Roma del giorno 5. Io ho premesso questo, che devo dire la verità che sono stata molto fortunata, perché mi sono trovata in una situazione veramente anche molto emozionante, il fatto di presentare questo dossier e di rappresentare una città. E i punti di forza del dossier sono che è un dossier che ha una grande prospettiva, è un dossier che ha una visione, è un dossier che alla fine, non dico che nasca, però io ricordo che, ed è stato anche detto il giorno 5, che Treviso si propone, si ripresenta per la seconda volta nella short list delle 10 città finaliste. Già nel 2018 era entrata in questa short list, e il punto forte di allora, come sarà quello di adesso, è quello che dal 2018 Treviso non si è fermata perché non ha avuto la proclamazione il titolo di città capitale italiana della cultura, ma è andata avanti aprendo musei, è andata avanti facendo un accordo con il Teatro Stabile del Veneto, continuando ad investire, e credo che il punto di forza di questo dossier sia proprio questo, quello che da adesso in poi si andrà avanti. Noi ovviamente confidiamo nell'avere il titolo, è chiaro, però se questo titolo in maniera, diciamo così, malaugurata non dovesse arrivare, la città non si fermerà, perché attorno a questo dossier c'è un progetto, quindi la cosa principale è proprio il progetto, la progettualità, alla quale hanno partecipato coralmente un po' tutti anche tutto il tessuto, diciamo, cittadino, dal punto di vista culturale, dal punto di vista ovviamente scientifico, dal punto di vista della società civile, e non per ultimo dal punto di vista delle forze imprenditoriali, perché il rapporto impresa-cultura è veramente molto forte in questo dossier. Quindi noi confidiamo e consideriamo questo progetto del dossier non un punto di partenza e un punto di arrivo, ma sicuramente un punto di prospettiva futura per continuare a crescere in un territorio dove Treviso sicuramente è, diciamo, il capoluogo, ma il capoluogo di un territorio molto più ampio. Ecco, tra l'altro, in estrema sintesi, oggi c'è anche un'altra notizia che, come dire, va ad inserirsi in questo panorama culturale importante per la città di Treviso, ed è quello dell'adesione della città al circuito Arteven, che, lo ricordiamo, comprende un centinaio di comuni ed enti della nostra regione. Sì, credo che anche la giornata di oggi sia
un ulteriore tassello in questo percorso di crescita e di anche riproposta di modalità di fare cultura in città. Artevin è il maggior circuito italiano, bisogna ovviamente ammetterlo, non perché sia Veneto ma perché oggettivamente è così, al quale aderiscono 100 comuni e verso i quali Artevin svolge un'attività di grosso sostegno, sia dal punto di vista della proposta culturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista del sostegno proprio anche materiale, amministrativo, burocratico verso questi comuni. E credo che l'ultima, capoluogo di provincia che non aveva aderito ancora ad Artevin è Treviso. Con questa adesione si completa una ulteriore, opportunità culturale per la città. Ecco, quindi incrociamo le dita allora in vista di giovedì. Io restituisco la linea allo studio da Treviso. Grazie molte a Marta Marangoni e all'assessore Teresa De Gregorio, che ha fatto un grande lavoro, che viene da una lunga esperienza in regione ai vertici del Dipartimento Cultura, e quindi comunque vada sarà un successo. Adesso andiamo a Bassano del Grappa e torniamo alla politica, ai giochi della politica, perché c'è questo asse inedito che si è formato tra Lega, Forza Italia e la Democrazia Cristiana, con l'esclusione di Fratelli d'Italia. Ancora fumate grigie sul candidato sindaco del centrodestra, si parla di Nicola Finco, ma ancora non è stato deciso proprio chi si candiderà a sindaco. Vediamo. Non c'è pace nel centrodestra di Bassano, se c'è ancora un centrodestra. Poche ore fa i rappresentanti dei 3 partiti della coalizione di governo si sono incontrati per la prima volta dopo la conferenza stampa di sabato che ha sancito la nascita del nuovo centro politico formato da Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana. La componente di Fratelli d'Italia aveva promesso reazioni a tutti i livelli istituzionali e l'incontro di oggi sembrava proprio l'occasione per rinsaldare un'amicizia oppure per romperla in modo definitivo. Invece il grigio sembra essere il colore preferito in quel contesto, perché è arrivata l'ennesima fumata grigia tendente al nero. Bocche cucite sull'incontro ovviamente, ma qualcosa trapela. E quel che trapela mette in una prospettiva decisamente nuova le ultime settimane di tira e molla fra le componenti del governo cittadino. Pare infatti che le proposte di Fratelli d'Italia abbiano lasciato a dir poco freddi i dirimpettai del Carroccio, dei quali viene riferita una certa insofferenza ai veti imposti in questa lunghissima trattativa proprio dai meloniani. Forza Italia mantiene la rotta impostata con la proposta di Mariano Scotton, mentre sul candidato leghista c'è il più assoluto riservo. Insomma, nonostante il terremoto causato dalla nascita del nuovo centro, le posizioni rimangono più rigide di prima e a questo punto sono in molti a ritenere poco probabile un ingresso del partito di Giorgia Meloni in questa nuova formazione moderata. Visto da destra, quindi, l'incontro dei provinciali dei partiti sarebbe l'ennesimo niente di fatto. Visto dal centro, invece, potrebbe rappresentare il consolidamento di un progetto che sta ancora prendendo forma. Visto dal centro-sinistra, infine, è l'ennesima occasione di rinsaldare le file contro un nemico che si prepara alla battaglia. E voi come la vedete? Ce lo diranno i bassanesi, vedremo anche in questi giorni. Intanto Floriana Casellato torna in pista per Maserata sul Piave con una civica di centrosinistra, è già stata sindaca. Oggi la presentazione del simbolo che non ha loghi di partito. È un territorio che conosco bene e soprattutto conosco bene anche i cittadini che mi hanno chiesto di ricandidarmi. Annuncia la sua candidatura a pochi passi dalla sede del municipio che ha guidato per 10 anni, non a caso davanti alla biblioteca. Per Floriana Casellato, 40 anni in politica, Maserata sul Piave deve ripartire dalla comunità. Giovani, aggregazione, cultura, sport, anziani. Penso alle strutture sportive che sono decadenti e fatiscenti. Poi penso a tutto il mondo della
della terza età degli anziani. Non abbiamo più in proprietà la struttura, la casa per anziani, però io penso che si possano fare delle convenzioni con l'attuale gestione per dare dei servizi anche a domicilio ai nostri anziani. Comunità espressa anche dal nuovo simbolo che Casellato ha presentato questa mattina, Noi con voi, volutamente libero da simboli di partito nonostante la sua lunga militanza prima con il PC, poi con il PD. Una lista civica, la sua, che Casellato volutamente non accosta agli esperimenti di campo largo che la sinistra sta mettendo in piedi nelle ultime regionali. Dentro la mia lista c'è di tutto, io non ho chiesto a nessuno per chi hanno votato, hanno espresso tutti la volontà di condividere i valori che io proponevo. Degli avversari non fa menzione, salvo togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La scelta della pista dei levrieri non è un bel messaggio, risorse del PNRR, dall'Europa, dalla Regione, avevano soldi a disposizione, secondo me potevano investirli in strutture e in scelte più importanti. C'è una questione sempre di priorità. È giusto asfaltare le strade, fare i marciapiedi, però credo che quello sia un lavoro molto tecnico. Prima penso che si debbano creare spazi, soprattutto per i giovani. La campagna elettorale è ufficialmente iniziata. Dopo la cocente sconfitta in Sardegna, il centrodestra ha vinto con Marco Marsilio, riconfermato governatore in Abruzzo e ovviamente ci sono reazioni, ci sono riflessioni su quelle che saranno le prossime elezioni regionali, non soltanto in Veneto nel 2025. Sentiamo alcune reazioni, tra cui quelle del governatore Zaia, di Gianangelo Boff e anche di Flavio Tosi. Sentiamo. Io sono abituato ad una cosa, che ogni volta c'è l'analisi del risultato. Siccome le montagne russe le ho viste nel mio partito, ma le ho viste anche negli altri partiti sempre, quindi evito di parlare di montagne russe. Montagne russe del voto non vuole nemmeno salire Luca Zaia, che a margine di un evento all'Albarella guarda l'Abruzzo con fare epicureo. Se il centrodestra vince, la Lega perde. In 5 anni si sono volatilizzati 20 punti percentuali da 27,5 a 7,5. Alle politiche nel 2022 era sopra l'8. Tant'è, la giornata di Zaia è iniziata con gli auguri al riconfermato Marsilio. Gli ho mandato un messaggio stamattina alle 6:30, 7, era sul pezzo, quindi ci siamo messaggiati, gli ho fatto le mie congratulazioni, un bel risultato e direi che questo deve dare anche al governo ancora impulso per fare, per affrontare le riforme. Voto abruzzese che però potrebbe avere un nuovo peso sul gioco delle alleanze, anche in vista dell'election day di giugno. Non è un mistero per nessuno che Lega e Fratelli d'Italia stiano facendo fatica in Veneto a trovare la quadra tra ultimatum e tensioni, senza contare che il Carroccio è alle prese con il caso tutto interno di Gian Antonio Darè, bomba che a Treviso è deflagrata, tanto da provocare il rinvio di un incontro fra il segretario leghista Dimitri Coin e il meloniano Claudio Borgia. E poi c'è Forza Italia che stavolta vuole incidere con Flavio Tosi, che ha iniziato a tessere la sua tela attorno allo stesso Darè. Lo ha fatto anche in una nostra diretta. Se Toni decidesse di venire con noi ne saremmo solo che felici, perché appunto è un amministratore di lungo corso e di buoni amministratori c'è sempre bisogno. Avanza che non è piaciuta al leghista trevigiano Giuseppe Paolin, che sui social ha lanciato l'hashtag Corriamo soli che male accompagnati, caustico Gianangelo Boff. Ogni partito fa le sue valutazioni, Tosi farà le sue valutazioni su chi far entrare o far uscire. Voglio dire, quando era segretario della Lega, Tosi era famoso per quello che faceva uscire le persone o accompagnava le persone verso la porta d'uscita. Adesso ha deciso di invertire la tendenza, quindi ma diciamo che in Lega l'abbiamo conosciuto così, Flavio. Servizio di Christian Arboit. Tra poco avremo in studio Alfredo Giacon, che è uno skipper, è un navigatore transoceanico, ha scritto tanti libri, adesso ha pubblicato un libro sulla rotta Brasile-Canada del Nord, ne parleremo tra poco, è anche un'occasione per parlare di ambiente, di cambiamenti climatici. Vediamo, in attesa di Giacon, una storia a lieto fine. Un cane pastore che decide di attraversare il fiume ma rimane bloccato sul Bacchiglione a Vicenza, ma poi alla fine viene salvato dai vigili del fuoco.
Un cane nel fiume. Qualcuno lo nota e quando vede che l'animale è in difficoltà lancia l'allarme ai vigili del fuoco. Siamo in strada Casale a Vicenza. Mia è un cane pastore che decide di attraversare a nuoto il Bacchiglione, ma resta bloccata sull'altra sponda e non riesce più a tornare perché la corrente è troppo forte. I pompieri, accorsi anche con i sommozzatori e i soccorritori fluviali, entrano in azione. Raggiungono l'altra riva con un gommone da rafting, riescono ad afferrare il cane e lo riportano sulla sponda da cui era partito. Mia è stata data in custodia alla proprietaria, felice per il salvataggio avvenuto con successo. Grandissimi vigili del fuoco. Vigili del fuoco poi passano gran parte del loro tempo in acqua durante le alluvioni per salvare un cane, per soccorrere le persone. E vediamo i lupi in azione a 2 passi dalle case. Succede anche a Romano Dezzelino, non solo sull'altopiano, a Romano Dezzelino, dove è stata trovata una femmina di camoscio predata in una zona molto frequentata da famiglie e sportivi. Ancora lupi in azione nella pedemontana bassanese. Dopo gli avvistamenti di Campese e Pozzoleone si torna a parlare di predatori anche dall'altra parte della Brenta, a Romano Dezzelino. Alcuni escursionisti hanno trovato la carcassa di una femmina di camoscio predata in Valle Santa Felicita, luogo di passeggiate per tante famiglie e per molti sportivi del territorio. I frequentatori dell'area temono ora che possa accadere qualcosa di brutto ai cani di chi va a passeggiare in quella zona per fare una sgambata con l'amico a 4 zampe. Ma in generale preoccupa il fatto che i predatori si spingano a cacciare camosci, caprioli e altri selvatici in aree molto vicine alle case. Era accaduto anche quest'inverno quando la mancanza di cibo e il freddo avevano fatto avvicinare i branchi alle abitazioni e c'era chi si era trovato letteralmente con una predazione sotto le finestre del salotto. Nei giorni scorsi un branco di 6 esemplari è stato avvistato più volte in altopiano, in aree abitate e addirittura al Turcio, considerato la porta d'ingresso di Asiago e Gallio, per chi proviene da Bassano del Grappa. Aveva fatto scalpore anche il video di un lupo niente affatto spaventato alla strettoia di Sarson, appena fuori dalla frazione bassanese di Campese. E un altro esemplare era stato filmato a Pozzoleone, dove si era nutrito della carcassa di un vitello già morto. E la stagione dell'alpeggio è alle porte, con tutte le sue incognite per chi fa allevamento nella montagna vicentina. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi riprendiamo con Alfredo Giacon, skipper, scrittore. Parleremo del suo ultimo libro Rotta dal Brasile al Canada del Nord. Tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus, sono le 13.004. Grazie per i grandi ascolti di Focus TG e la sera con Focus, grande partecipazione del nostro pubblico. Parliamo spesso nel TG anche di ambiente, l'occasione è quella di un libro di Alfredo Giacon, Intracoastal Waterway per Iancris. Iancris è la barca di Giacon, dal Brasile al nord del Canada. Questo è il libro, a copertina, pubblicato da Mursia, e leggo nella quarta di copertina un viaggio dove l'esperienza accumulata in decenni di navigazione nei mari di tutto il mondo non valeva più, veniva azzerata da una rotta alternativa, per non dire bizzarra. Anni e anni di navigazione anche sugli oceani, insomma, no? Certo, tutti gli oceani del mondo abbiamo fatti. E poi con una barca oceanica, appunto, per promuovere la sensibilità riguardo alle tematiche di un trasporto più sostenibile anche attraverso le chiatte, come si usa a fare negli Stati Uniti con la Intracoastal Waterway, che è praticamente una autostrada del mare dove un rimorchiatore, l'abbiamo fatta anche vedere comunque qui quando sono stato ospite qualche anno fa, un rimorchiatore toglie dalle strade con le sue chiatte che trasportano la merce ben 500 camion. E noi per appunto così sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo appunto a questo tema del trasporto, con una barca oceanica abbiamo fatto la risalita da Miami fino a Washington, 1000 miglia, tutta via fiume. Quindi è un canale navigabile, quello che si vorrebbe fare tra Padova e Venezia. Insomma, lì no? ci sono 1000 miglia però, 2000 chilometri di navigazione fluviale che scorre parallela
l'80% all'Oceano Atlantico, e dove appunto le strade vengono decongestionate grazie al trasporto fluviale. E io mi ricordo comunque da piccolo, abbiamo visto prima il cane salvato sul Bacchiglione, e il Bacchiglione era perfettamente navigabile, c'erano le barche, abbiamo un interporto che ha già un nome che lascia a Padova così sognare che magari si potrebbe prendere in considerazione, anziché fare la quarta o la quinta corsia dell'autostrada, magari incentivare un po' di più il trasporto fluviale, che farebbe anche bene riguardo al discorso, anche dragandolo un po', il discorso degli alluvioni. Ecco, in quanti giorni, no? Perché ovviamente per un velista è un'esperienza credo molto particolare, no? Sì. Una lunga distanza, però ovviamente non credo a vela, ovviamente. No, no, una parte però in Florida l'abbiamo fatto a vela, perché in Florida è un po' come la laguna nostra di Marano, infatti ci sono tantissime similitudini, possiamo parlarne anche di un turismo sostenibile che potrebbe essere molto interessante con la laguna di Hemingway, nostra, che sarebbe molto d'appeal per gli anglosassoni. Comunque sia, abbiamo navigato lì larga, perché comunque naturalmente è navigabile quella zona lì, grazie alle correnti forti, un po' anche come da noi dietro Lignano, dietro Bibbione. Mentre per quanto riguarda poi il canale, quello proprio costruito, parliamo ancora della Seconda Guerra Mondiale, che loro hanno fatto questa grande opera idraulica. È profondo 3 metri e tutti i ponti devono essere alti almeno 25 metri dall'acqua, quindi consente anche di passare con una barca oceanica come la nostra sotto i ponti senza toccare. Cioè, adesso non abbiamo proprio il tracciato da mostrare, però dal Brasile poi... Noi dal Brasile abbiamo fatto tutto oceano fino... prima di lasciare il Brasile siamo andati a rendere omaggio a Sir Peter Blake lungo l'Amazzonia. Sir Peter Blake, per ricordare, è stato un grandissimo velista che ha vinto l'America's Cup e che è stato ammazzato dai pirati, i Ratones de Agua in Brasile. E noi siamo andati lì a rendere omaggio. Il Brasile è una terra molto molto impegnativa, soprattutto il Rio delle Amazzoni da navigare, molto molto difficile. Poi siamo andati in Guyana francese a vedere l'Île du Salut, dove hanno girato il film che ricorderemo tutti quanti, Papillon. Come no, Papillon. Sì. E poi siamo andati ai Caraibi e poi siamo arrivati a Miami. E da lì abbiamo detto, ma sai cosa, proviamo questa Intracoastal Waterway, perché avvicinandoci verso gli Stati Uniti abbiamo incontrato tantissimi navigatori americani che ci avevano raccontato di questo fantastico modo per veleggiare anche quando c'è brutto tempo, e lungo un fiume abbiamo detto impossibile, invece ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta. Senta Giacomo, lei ha pubblicato tanti libri e ovviamente è un ambientalista, no? Lei si occupa di ambiente da tanti anni, cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, attraversando i mari, che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato in peggio, temo? Sicuramente in peggio. Noi abbiamo, io e mia moglie, parlo in plurale perché comunque ho sempre navigato con mia moglie, esatto, l'equipaggio è più il cane. Più il capitano che il cane, esatto. Insomma, noi quando abbiamo fatto la regata del Giro del Mondo, tra l'altro, dove ci siamo anche classificati al 3° posto assoluto, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare in anticipo rispetto alle persone che vivono in città i cambiamenti climatici. Noi già il secolo scorso, perché parliamo del 98-2000, questa regata è durata dal 98 al 2000, abbiamo avuto grandi difficoltà nel combattere contro il vento, che non era più stabile, gli Elisei, che sono i motori di tutte le perturbazioni, non erano più come leggevamo nei testi dei navigatori precedenti, degli anni 70, 60, 80. E già vicino al 2000 c'era in atto il cambiamento climatico. Tra l'altro, noi
nel 99, veleggiando dalle isole Galapagos verso le isole Marchesi, siamo andati e siamo stati tra i primi ad impattare contro l'isola di plastica, di cui non si sapeva nulla, nessuna notizia sull'esistenza di questa isola di plastica. Era stato veramente come tuffarsi in un incubo, perché era una cosa... Intanto abbiamo navigato per più di un giorno consecutivamente in mezzo alla plastica, ma una superficie densa e orrenda a vedersi. E parliamo del 99. Adesso che siamo nel 2024, cioè, le isole di plastica sono ben 3 e alla fine non è stato fatto nulla. Allora, riallacciandomi al discorso invece dei cambiamenti climatici, adesso anche le persone che vivono in città, in terraferma, Vediamo alcune immagini, perché ci sono dei video proprio su una delle isole di plastica. Sì, ecco, questa è piccolina. Questa è piccola, no? Sì, sono grandi. Alcune sono gigantesche. Ma come uno Stato. Quindi per un navigatore è anche, voglio dire, può essere un grosso pericolo imbattersi in un... Sì, non è pericoloso da un punto di vista del... perché non è come andare addosso a un container, perché anche i container sono galleggianti, alcuni, e magari che trasportano le scarpe da tennis fatte a Taiwan piuttosto che in Cina, quelli galleggiano. E però sono sulla superficie dell'acqua, quello è molto pericoloso. Invece l'isola di plastica è proprio una cosa densa che galleggia sull'acqua, ma non è così compatta da poter causare danni. I danni li causa agli animali, ai pesci, soprattutto ai mammiferi come le balene, così che... Fini, cetacei, sì. no? Invece, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, appunto noi ce ne siamo accorti durante questo giro del mondo, e da allora io e Nicoletta abbiamo deciso di non fare più competizioni in mare, ma di cercare di fare azioni ambientaliste e missioni ambientaliste internazionali che ci hanno portato appunto dal Brasile, Rio delle Amazzoni, in Honduras e anche fino quasi al Polo Nord, nel nord del Canada, per raccontare in prima persona quello che vedevamo, e appunto, per esempio nel 2008, quando siamo andati fin quasi al Polo Nord, era l'anno internazionale dei poli, per parlare del surriscaldamento della crosta terrestre. Anche qua parliamo del 2008, ma oggi al 2024 ancora non si è fatto niente. Però attenzione che parlare di ambientalista uno pensa sì, ecco, questo è un talebano, vuole farci tornare a vivere come facevano i nostri nonni, e che non sarebbe neanche male, però non saremo neanche più in grado di farlo. Ecco. Io sono convinto che grazie alle moderne tecnologie noi salveremo questo pianeta e impatteremo meno sulle risorse, soprattutto che questo pianeta già da luglio, da inizio dell'anno, arriviamo a luglio, poi il pianeta non è più in grado di dare risorse a tutti questi miliardi di persone che cercano di sfruttare al massimo il pianeta. Di conseguenza bisogna fare qualcosa. Io sono sicuro che appunto la scienza, la ricerca e la tecnologia ci aiuterà a vivere meglio, a consumare meno. Ecco, per chi naviga nei mari, cioè i cambiamenti climatici, l'innalzamento delle acque, cosa comporta? Insomma? Allora, l'innalzamento delle acque, ma anche il riscaldamento dell'acqua. Perché per esempio in certi atolli bellissimi fatti di appunto atolli corallini, i primi metri, a causa del riscaldamento dell'acqua, i primi metri di corallo sono assolutamente morti, grigi, hanno perso quei colori fantastici che solo una biodiversità sana può darci. E purtroppo questo è già la prima nota negativa. Poi se continueranno ad alzarsi i livelli degli oceani, sicuramente molti atolli delle Maldive, delle Bahamas e di tante isole del Pacifico saranno sommersi inevitabilmente. Però questo fa parte di un circolo della vita del nostro pianeta, perché il nostro pianeta è vivo e di conseguenza
ha sempre avuto dei cambiamenti. Il problema in questo caso, in questo momento storico, è che i cambiamenti l'essere umano li sta accelerando e quindi il resto della natura non riesce ad adattarsi velocemente. E di conseguenza, guarda anche adesso per esempio, adesso abbiamo avuto caldo a metà febbraio, poi è venuta la neve, intanto gli animali per così diciamo risolvere il problema del caldo iniziano a fare in anticipo la muta o le piante fioriscono prima, così dopo arriva la gelata. Ecco, queste sono le cose che incidono moltissimo. Non c'è dubbio. Poi tornando alle plastiche nel mare, poi tra l'altro leggevo una ricerca di un'università americana secondo la quale l'inquinamento dell'aria, anche nell'aria ci sono ovviamente PM10 e ci sono le microplastiche che poi finiscono proprio nell'organismo, non solo nella catena alimentare, ma perfino nel cuore. Hanno fatto delle immagini dove si vede proprio la microplastica che può poi ovviamente comportare dei problemi cardiovascolari enormi, no? E non lo si era ancora scoperto. Insomma. No, perché sono veramente nanoplastiche, nel senso che sono microscopiche. Qua c'è un grande... Si apre un mondo sulla plastica, a prescindere dall'isola di plastica. Ma per esempio l'ultima traversata oceanica che abbiamo fatto nel 2022, quindi l'altro ieri praticamente, noi siamo partiti da Miami, siamo arrivati fino a Genova, con a bordo una ricercatrice dell'Università di Padova, del Dipartimento di Ingegneria Ambientale, che ha fatto una ricerca sulle microplastiche. Ogni giorno è stata bravissima perché non solo lavorava sulle vele e faceva i turni al timone, e faceva i turni anche in cucina come tutti noi, ma in più durante il suo tempo libero, anziché riposare, riprendere fiato, perché quando si attraversa un oceano non è che ci fermiamo, noi navighiamo 24 ore su 24, quindi lei a orari ben definiti faceva i prelievi dell'oceano per misurarne anche il pH, l'acidità e in più le microplastiche. Ecco, le microplastiche, la plastica sta invadendo il pianeta anche nei luoghi più remoti. E inoltre sempre una ricerca di recente ha portato alla conoscenza di tutti noi che anche all'interno dell'acqua minerale conservata nelle bottiglie di plastica ci sono le microplastiche. Quindi beviamo anche microplastiche, anche bevendo l'acqua minerale dalle bottiglie di plastica. Ecco, Giacomo, vediamo un servizio di TG 2000 per vedere quanto sono grandi queste isole di plastica. Questa è nel Pacifico, è 3 volte la Francia, pensate, cioè le dimensioni di questi agglomerati di plastica. Vediamo. Pacifico, fra la California e le Hawaii, galleggia un'isola di plastica di 1,6 km², 3 volte l'estensione della Francia. Una massa di 1,8 trilioni di oggetti, pesanti complessivamente 80.000 tonnellate. È la grande chiazza di plastica del Pacifico, come è stata chiamata dalla fondazione olandese Ocean Cleanup, che ha fatto una stima delle sue dimensioni e della sua composizione, impiegando 30 navi e 2 aerei. Quest'isola è dalle 4 alle 16 volte più grande delle stime fatte in precedenza ed è formata al 46% da reti da pesca. Il resto dell'isola è formata da plastiche rigide come polietilene e polipropilene. I ricercatori hanno trovato in acqua oggetti intatti risalenti persino agli anni 70. L'84% del materiale controllato conteneva sostanze tossiche. Negli anni 70 la densità era di 200 grammi di plastica al metro cubo di acqua, oggi invece supera il chilogrammo. Gravissime le conseguenze per l'ambiente, gli animali e l'uomo. I pezzi più grandi di plastica, infatti, come le reti o i sacchetti, imprigionano, soffocano e addirittura uccidono gli animali marini. I pezzi più piccoli, invece, vengono ingoiati dai pesci ed entrano nella catena alimentare, finendo sulle tavole degli esseri umani. Allora, avete visto una cosa spaventosa, ne stiamo parlando con Alfredo Giacon. Vedremo anche poi cosa si può fare per arginare questa invasione della plastica, ma anche per ridurre le emissioni di anidride carbonica, perché è quella che bisogna combattere. Allora andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo, e poi torniamo qui in studio con Alfredo Giacon.
Intracoastal Waterways, l'ultimo libro di Alfredo Giacon, ambientalista, scrittore, skipper, sarà presentato al Pedrocchi? Sì, al Pedrocchi in Sala Rossini. Chi è in giro per Padova o è padovano, l'ingresso è libero, è venerdì 22 alle ore 18:30 in Sala Rossini al Pedrocchi. Ci sarà anche l'assessore alla cultura che partecipa. Ci sarà anche lo skipper Nicoletta Siviero, il co-skipper? Assolutamente, assolutamente, anche il capitano che è Olga in questo momento, che è il nostro Jack Russell. Senta Giacomo, ne approfitto perché noi facciamo anche un po' di gossip. Ieri sera abbiamo parlato dello scandalo della foto manipolata da Kate, no? Per cui poi si parla di Fedez, dei Ferragnez. E qui, no, le chiedo, la vita di coppia in barca, no? Perché a volte si dice, quando ci sono gli equipaggi, sei chiuso magari in 10, 11, 12 in una grande barca, poi è inevitabile che ci si azzuffi prima o poi, no? Dopo È la curiosità che hanno tantissimi, però noi subito siamo l'esempio vivente che invece anche vivere in spazi ristretti, però al di fuori delle contaminazioni della società, nel senso che noi l'anno scorso abbiamo festeggiato i 30 anni di matrimonio. 30 anni fa io e Nicoletta siamo partiti, eccola qua, 30 anni fa io e Nicoletta siamo partiti, qui siamo tra l'altro quest'anno alla Barcolana dove abbiamo festeggiato appunto i 30 anni, perché noi il nostro viaggio di nozze l'abbiamo iniziato dalla Barcolana nel 93. Siamo partiti, eravamo 2000 barche, c'era la regata della Barcolana e non siamo più tornati indietro, non siamo passati per l'arrivo. Noi siamo andati giù verso la Grecia inseguendo il sole, l'estate, il vento era buono e da allora noi abbiamo fatto questo viaggio di nozze che è durato 30 anni, non l'abbiamo mai smesso. E devo dire che andiamo d'accordissimo perché siamo accomunati da una grande passione che è quella per il mare. Nicoletta è un'ex nuotatrice, campionessa, insegna nuoto nel suo tempo libero quando siamo a Padova e di conseguenza ha trovato il suo habitat. Io ho trovato una grande donna che mi ha sempre sostenuto. Complimenti. Grazie. Complimenti. E complimenti anche a lei. Quando siete a Padova, cioè 2 giorni all'anno. Ma adesso stiamo diventando quasi pensionauti. Dopo 30 anni in giro per il mondo, intanto la barca l'abbiamo portata a Chioggia. Ed è una cosa straordinaria per noi perché è la prima volta che ci capita di poter andare in barca e nello stesso giorno tornare indietro, perché l'abbiamo sempre avuta in tanti luoghi del mondo. Ecco, qui la Barcolana è quella di quest'anno, io credo anche questa. Penso di sì, noi la seguiamo sempre con Tele4 a Trieste, facciamo grandi servizi sullo sfondo del castello di Miramare, in questa città fantastica, un grande evento. Prossime sfide? Allora, l'anno scorso, cioè l'estate scorsa, siccome la traversata l'avevamo finita a Genova, abbiamo pensato di fare un giro d'Italia parlando di un turismo sostenibile e portando anche degli esempi concreti di come sviluppare lungo le coste e non solo un turismo sostenibile, un turismo un po' diverso da quello in cui già l'Italia è capofila ed è una delle mete principali. Però abbiamo tantissime potenzialità, noi l'abbiamo visto viaggiando in giro per il mondo, soprattutto gli ultimi 17 anni che siamo stati negli Stati Uniti, abbiamo visto anche che loro con una bicicletta vecchia, una moka di caffè trovata chissà dove fanno un museo, no? Ecco, noi abbiamo delle cose straordinarie che tutto il mondo ci invidia. Dovremmo diventare veramente la Florida degli Stati Uniti, cioè degli Stati europei, perché in effetti siamo attrattivi da morire. Noi abbiamo fatto 3 mesi di viaggio l'estate scorsa, da Genova fino appunto a Trieste per la Barcolana, parlando sempre tornando al discorso delle tecnologie, adesso il turismo nautico veramente è un turismo importante, sensibile, ricco anche, soprattutto per le regioni del meridione. E in più a bordo ormai quasi tutte le barche hanno o una bici elettrica o un monopattino elettrico. Di conseguenza si può sviluppare anche certi borghi e certe attrattive
che ci sono nel raggio di 5 km all'interno del porto. Quindi la nostra manifestazione promossa anche da Assonautica si chiamava Scopri dove ti porto, perché il porto diventa una porta d'ingresso per poi andare a visitare anche le cose interessanti o anche enogastronomiche che ci sono all'interno fino a 5 km, perché una volta fare a piedi 5 km oppure andare in bicicletta 5 km era un po' un disagio, soprattutto magari per chi si muove con una barca a vela o con una barca a motore, ma che sono persone anziane. Adesso, grazie appunto a questi mezzi elettrici, si può andare tranquillamente all'interno e sviluppare delle aree che sono state abbandonate. Ci sono dei borghi in Calabria, in Campania, ma anche in Puglia e nelle Marche, in Abruzzo, che stanno rinascendo grazie a questa sorta di turismo curioso che dalla barca, anziché stare una notte e partire, si ferma 2 o 3 giorni in marina e va all'interno. Porta una ricchezza pazzesca, perché fanno acquisto al supermercati, vanno a cena al ristorante, cioè chi si muove in barca dispone anche di mezzi economici, di conseguenza anche questo è così un assist che faccio a chi si occupa di turismo, di pensare non solo al discorso dei porti, ma anche di creare appunto spalancare le porte dei porti verso l'entroterra per portare quanti più turisti intelligenti e bravi. Su questo però bisogna anche dire che l'Italia, con le coste che può vantare rispetto alle attrezzature e ai porti, è meno strutturata. Sono insufficienti. Cioè, la Francia è un'altra ma sì, è tutto un altro pianeta. Infatti noi siamo indietro. Noi siamo indietro, poi tra l'altro in Meridione noi abbiamo avuto grossissime difficoltà perché ci sono pochi porti e quei pochi porti, un 70%, sono tutti intasati dai barconi dei migranti che sono lì sotto sequestro, ma non solo i barconi dei migranti, perché vedi delle barche a vela nuove che hanno rubato e che hanno utilizzato per trasportare i migranti, che sono lì, sono barche che costano centinaia di migliaia di euro e sono lì a rovinarsi, strusciando tra di loro, abbandonate perché sotto sequestro. E ci sono tantissime associazioni invece che vorrebbero recuperare questi mezzi per insegnare un mestiere a persone disagiate, così che imparino, che so, a rimettere in ordine il motore, a sistemare la vetroresina, a mettere a posto il fasciame di legno, così. E poi utilizzare queste barche, una volta fatte rinascere, utilizzare queste barche per insegnare a fare un approccio al mare molto molto più sostenibile e di minore impatto con le barche a vela che non con le moto d'acqua piuttosto che con altri mezzi a motore. Allora, Alfredo Giacon, grazie molte per aver partecipato a Focus TG. Ricordo il suo ultimo libro, Alfredo Giacon, Intracoastal Waterway con Yankris, che è la sua barca, dal Brasile al nord del Canada, pubblicato da Murcia. Ricordiamo, sarà presentato al Pedrocchi. Il 22 alle ore 18:30 in Sala Rossini. Vi aspetto. Grazie, e poi ci vedremo di nuovo qui a Focus, perché sul mare, sui cambiamenti climatici, sull'ambiente c'è ancora tanto da dire, no? Possiamo passare nottate. Comunque vorrei salutare, se mi permette, il pubblico che ci ascolta a casa, dicendo che se ami questo pianeta vivilo, ma se lo vuoi migliore comincia da te. Molto bello, molto, molto saggio, molto giusto. Grazie molte a Francesco Cerone e a Andrea Basso che sono stati in regia per questa edizione di Focus TG. Ci vediamo questa sera alle 21:15 con Focus, anzi stasera c'è a condurlo Filippo Fois e domani ci sarà Federico Fusetti. Grazie a tutti, grazie ancora Giacon. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata, arrivederci.